con la partecipazione di VIS, Senso di Casa, Giolo Center, Servizi e Forniture Edili e Concetto Fotografico presenta con la partecipazione di VIS. Un ben trovato su Albignasego Channel a tutti i cittadini per una serata, una tribuna politica che vede di fronte due tra i principali candidati appunto alla prossima campagna elettorale della domenica, di domenica 5 giugno. Alla mia destra abbiamo l'attuale vice sindaco reggente del comune di Albignasego, Filippo Giacinti, che è sostenuto da 5 liste civiche, e alla mia sinistra Paolo Alfier, sostenuto da Partito Democratico e da un'altra lista civica. Però prima di cominciare, per correttezza, buonasera intanto, grazie per essere con noi, è giusto ricordare che questo incontro è stato allargato anche agli altri due principali, insomma sono 4 che si sfideranno per questa corrida elettorale di Albignasego, che sono del Movimento 5 Stelle Rossella Clai e, per quanto riguarda la Lega Nord, Ulderico Cinneto, al quale è stato allargato anche loro l'invito, ma non hanno partecipato. Quindi noi, per correttezza, comunque dobbiamo dirla questa cosa. Insomma, parleremo di tanti argomenti con i nostri due ospiti. In particolare ci concentreremo su alcuni, diciamo, un po' più sensibili, visto che abbiamo il tempo limitato e quindi vogliamo dire tante cose. Io inizierei subito a parlare con uno di questi argomenti, che è quello della scuola. Comincerei a parlare di questo con Paolo Alfier, e visto che è un argomento molto importante, molto sentito qui ad Albignasego, vorrei capire lei, se dovesse diventare sindaco di Albignasego, quali progetti ha, quali obiettivi ha da questo punto di vista, la scuola. La scuola, a mio avviso anche della coalizione che mi sostiene, pensiamo che dobbiamo partire da quello che c'è stato di buono in questi anni e allargare la scuola al problema della cultura di questa nostra città. Nel senso che dovremmo aumentare i servizi che già ci sono, e noi abbiamo chiamato al nostro programma la città della cultura. Quello che oggi, a mio avviso, manca è la possibilità reale che ci sia un luogo dove la cultura è sviluppata. Non abbiamo momenti specifici culturali, per cui l'idea che noi stiamo lanciando in questi giorni è mutuata da un'iniziativa che il governo centrale, il governo ha lanciato a tutti i comuni d'Italia e a tutte le persone d'Italia, quella di bellezza, di far rivivere la bellezza. Quindi io lancio anche ai miei concittadini, già lo stiamo facendo in queste ore come coalizione e anche come singoli cittadini di Albignasego, di adottare un monumento. Noi vorremmo adottare Casa Libero, l'ex Palazzo Libero e l'ex edificio del comune, per farlo un centro di attività culturali, aperto ai cittadini, a tutti i cittadini. Questo è un senso come nostra proposta, ma aperto anche all'intera città, e quindi come continuità anche del lavoro sulla cultura fatto in questi anni. E in particolare poi sui problemi di tutti i giorni, io penso che ci sia necessità che il comune di Albignasego coordini meglio l'attività che è connessa alla scuola, per esempio l'attività delle scuole paritarie, l'attività delle scuole elementari, per dare anche risposta a quelle fasce più deboli della nostra cittadinanza e della nostra società. Ma io ripeto, c'è bisogno oggi di dare spazio alla cultura come movimento, anche come possibilità di sviluppo economico, come attività anche economica per sviluppare il turismo. Questa bisogna pensare, avere la voglia, non dico il coraggio, di pensare oltre, di dare giusto peso, a mio parere, a questi 25.000 che siamo cittadini di Albignasego, dare l'opportunità a che il bello aumenti e trionfi nella nostra città. Grazie Alfier. Sempre con l'obiettivo non contro, ma per.
per la cultura, no, comunque credo che sia d'accordo anche Giacinti sul fatto che comunque la cultura sta alla base un po', insomma, subito iniziare anche con i ragazzi, insomma, parlare di cultura, parlare di scuola. Voi siete al governo della città da un po', prima anche Barisoni, insomma, quindi che cosa volete fare ancora di più voi per quanto riguarda la scuola, se dovesse essere vincitori nuovamente? Beh, intanto credo che quello che è stato fatto in questi anni sia molto importante, quello che è stato fatto anche negli ultimi mesi sia molto importante per la scuola. Noi abbiamo puntato sui servizi per l'infanzia, abbiamo un asilo nido, l'asilo Marco da Cles, che ha 52 bambini e che è una eccellenza nella provincia di Padova. Ha una retta media che è di 240 euro contro i 325 euro della media provinciale. Abbiamo puntato sulle scuole materne parrocchiali sia dal punto di vista delle strutture, finanziando ampliamenti e nuove scuole materne. E poi diamo 500 euro ad ogni bambino residente per far sopravvivere queste scuole che con i contributi statali non ce la farebbero e per diminuire, contenere la retta di 50 euro al mese per ogni famiglia. In questo modo noi andiamo incontro a 1000 famiglie di Albignasgo e in questi anni il numero è aumentato sempre di più per le scuole materne e per gli integrati, perché 8 scuole materne, quindi una per ogni quartiere, per dare ai quartieri servizi e fare in modo che non siano quartieri dormitorio. Siamo passati nelle scuole, nei nidi integrati parrocchiali, da 111 a 150 bambini, nelle scuole materne da 585 a 850 bambini. Quindi abbiamo avuto veramente un servizio che copre 1000 bambini. Abbiamo provato anche a fare una scuola materna pubblica ad Albignasego. Ebbene, la risposta del Ministero della Pubblica Istruzione, sono andato personalmente a parlare in provveditorato a Venezia, è stata che lo Stato dà una dotazione di insegnanti di 20 sezioni, non 20 scuole, 20 sezioni all'anno. E queste 20 sezioni vengono date in quei comuni dove le scuole materne paritarie chiudono. Questa è stata la risposta dello Stato, ma non ci tireremo indietro, continueremo ad andare avanti. Oltre a 500 euro per ogni bambino residente, che vuol dire $500.000 di euro, noi finanziamo da quest'anno in modo veramente importante anche l'accesso dei bambini disabili alle nostre scuole. Fino a 2 o 3 anni fa noi davamo 20.000 euro in più di questi 500.000 per l'accesso dei bambini disabili in queste scuole. Siamo passati in un anno da 20.000 euro a 35.000, quest'anno siamo arrivati a triplicare le risorse. Abbiamo dovuto trovarle in corso d'anno, ma l'abbiamo fatto perché per noi la priorità ad Albignasego sono i nostri piccoli cittadini e che nessuno rimanga indietro. Per quello che riguarda l'istituto comprensivo, quindi scuole elementari e medie, siamo un'eccellenza. L'istituto comprensivo di Albignasego è una delle 38 scuole 2.0 in Italia, non a Padova o nel Veneto, in Italia. Noi contribuiamo con 100.000 euro all'anno per sopperire alle mancanze dello Stato, in quanto questi soldi vengono destinati in parte per i progetti educativi, quindi migliorare i progetti educativi delle scuole, ma in gran parte, circa 53.000 euro, per le spese di funzionamento. Senza questi soldi i nostri bambini dovrebbero probabilmente portarsi la carta igienica da casa o le risme di carta per le fotocopiatrici. Andiamo a fare quindi supplenza allo Stato ed è giusto anche mettere in risalto la differenza con gli altri comuni, perché noi diamo 100.000 euro. Selvazzano e Rubano ne danno 50.000, il comune di Este 28.000, siamo il comune che interagisce di più. Poi, per quello che riguarda la scuola 2.0, in settimana, anzi il 17 maggio, è arrivata una richiesta dell'istituto comprensivo per accedere ai fondi strutturali europei PON per completare, concludere l'acquisto di apparecchiature tecnologiche, tra cui le lavagne LIM, per completare appunto la scuola 2.0, la scuola tecnologica, la scuola con supporti multimediali. Ebbene, la scuola ci ha detto, leggo testualmente, anticipateci questi soldi del 2017 perché il Ministero ci ha comunicato che il pagamento gli verrà effettuato non prima del mese di dicembre 2016, aperta parentesi, nella migliore delle ipotesi. Quindi continuiamo come amministrazione comunale a fare supplenza alle mancanze dello Stato. Abbiamo anche la mensa scolastica, siamo l'unico comune della provincia che paga una quota della mensa, 30 centesimi ogni buono pasto, serviamo 175.000 pasti all'anno.
Dopodiché dobbiamo anche qui paragonare con altri comuni di Piove di Sacco, di Vigonza, di Monselice. Se il buono pasto costa 10 lo fanno pagare 12, perché oltre a pagare interamente il buono pasto alla famiglia paga anche le spese indirette della refezione, luce e gas. Il trasporto scolastico, vado in modo No, perché conciso. poi volevo fare una domanda a tutte e due sulla scuola che mi sta venendo in mente. Il trasporto scolastico, molti comuni lo stanno tagliando perché è antieconomico. Noi lo abbiamo aumentato quest'anno a 5 scuole coperte e ci sono richieste anche per il prossimo anno che introdurremo nel bando per il nuovo trasporto. 180.000 euro è il costo del servizio, 140.000 sono pagati dal comune, il resto dalle rette. Poi ogni anno per la scuola noi diamo delle borse di studio di 5.000 euro per gli studenti meritevoli dell'università, 400 euro a testa, e della scuola superiore 100 euro a testa, che finora ha creato un'iniziativa veramente importante, perché è basata queste borse di studio non tanto sul reddito quanto sul merito, perché poi sul reddito ci sono altre. Ultima cosa, abbiamo aperto in Villa Ubizzi delle aule studio per gli studenti universitari del nostro comune, che quindi hanno un luogo per studiare qui ad Albignasego, nel loro territorio, e abbiamo dotato tutte le scuole di Albignasego, il nostro asilo nido, tutte le scuole parrocchiali di defibrillatori, e abbiamo pagato e finanziato il corso per tutti gli insegnanti in modo tale da poter essere scuole cardioprotette. Poi, ultimi parentesi, perché abbiamo molte cose da dire, abbiamo investito negli ultimi 3 anni 4 milioni di euro sulle strutture, nuove mense scolastiche. Noi siamo l'unico comune della provincia che ha 6 scuole elementari su 7 a tempo pieno. Abbiamo investito queste risorse per nuove mense scolastiche, nuove aule negli ultimi anni. Siamo stati l'unico comune che ha usufruito dei finanziamenti statali per tutti gli 8 progetti di messa in sicurezza delle scuole, quindi certificati adeguamento a norme antincendio, quindi solai, soffitti, messa a norma dei soffitti, eccetera, eccetera. Dobbiamo passare Continuiamo con questa proposta. Però prima volevo fare una telegrafica, cioè, mi raccomando, sempre sulla scuola, un comune di 25.000 abitanti, scuola 2.0, assolutamente corretto tutto il discorso mense, assistenza, le famiglie, così, ma non è ora che un comune di 25.000 abitanti, io non sono di Albignasego, ma mi sembra di capire che comunque sta crescendo sempre di più dal punto di vista urbanistico, tante giovani coppie vengono a abitare qui, non è ora che questo comune, mi risponda prima lei telegrafico e poi telegrafissimo lei, sul discorso delle scuole superiori, non è ora che un comune così importante da provincia di Padova si doti di scuole superiori, parlo di istituti commerciali, licei e istituti tecnici per l'industria? Allora, questa è una domanda molto interessante, che invece è un po' che ne parliamo, ce l'abbiamo proposta qualche anno fa e c'era anche, volendo, lo spazio, la bellezza di un lustro fa, solo che si è scelto di non farlo, di non proporlo. Io direi che oggi il problema, più che una nuova scuola superiore in loco, è quello di dare opportunità integrative ai giovani della nostra zona, creando anche le opportunità perché possano più agevolmente frequentare le scuole vicine. Ripeto, c'era stato qualche anno fa, prima che fosse sistemata la Val Gemini, la scuola media, di cominciare gradatamente con una sezione, poi 2, poi 3. Oggi io dico, sarebbe una bella proposta, noi anche proponiamo anche di farla, però penso che i tempi siano già passati. Però io punterei più che altro su una scuola superiore, poi lo illustrerò dopo, su delle opportunità anche di accompagnamento al lavoro. Ne parliamo dopo di questo. Qualche anno fa, dice Alfier, vuol dire che ce l'avate voi e quindi non l'avete fatto, non erano tempi maturi. Sinceramente non mi risulta. Comunque la scuola superiore è tra gli obiettivi principali di questa amministrazione, che sta facendo tutti i suoi passi già da qualche anno. 2 anni fa è stato inserito il progetto di scuola superiore nella programmazione urbanistica, stiamo lavorando con gli altri comuni, perché per fare una scuola superiore non si può pensare che faccia Albignasego da sola, occorre la provincia che ha la competenza specifica in materia, occorre i comuni contermini con i quali stiamo collaborando da anni all'interno dell'Unione Prati Arcati, adesso è entrato anche il comune di Maserà e bisogna ragionare insieme a loro, uscendo da una logica localistica che non ci è mai appartenuta, per fare questa importantissima struttura scolastica. Abbiamo già parlato anche con dirigenti a livello scolastico, a livello provinciale, l'idea c'è già, è quella di fare
3 sezioni distaccate ad Albignasico, una di liceo scientifico, una di liceo linguistico e una di istituto professionale, andando a scegliere questi 3 indirizzi perché sono i 3 indirizzi nei quali maggiormente confluiscono i bambini di Albignasico, i ragazzi di Albignasico dopo che escono dalle scuole medie. Quindi abbiamo già un progetto che dobbiamo completare. Giacinto, rimango su di lei, andiamo su un altro tema molto sentito, molto sensibile, che è quello della sicurezza. Cosa avete fatto e che cosa avete in programma di fare? Guardi, sulla sicurezza ci stiamo muovendo ormai da anni e credo che i risultati raggiunti possano essere positivi, anche se sappiamo che questa dell'ordine pubblico è una materia che per Costituzione è di esclusiva competenza dello Stato. Anche qui purtroppo dobbiamo intervenire per fare supplenza alle inefficienze dello Stato. Non mi riferisco certo alle inefficienze dell'Arma dei Carabinieri con cui collaboriamo, ma che vediamo appunto le difficoltà anche che possono riscontrare. Allora, possiamo dire che noi abbiamo avviato un progetto sicurezza che è andato a regime nel mese di gennaio. Abbiamo la polizia locale che è sulle strade fino all'1 di notte, tutte le notti, un giorno alla settimana H24. Solo il comune capoluogo ha questo tipo di orari. Abbiamo fatto 7 anni fa l'Unione Patriarcati per la gestione della polizia locale con il comune di Casalserugo. La settimana scorsa ufficialmente è entrato anche Maseracchi, con il quale stiamo collaborando con una convenzione da diversi anni. Ebbene, con loro abbiamo ottenuto economie di scala e più agenti sul territorio. Abbiamo il vigile di quartiere, abbiamo questa dotazione di agenti per gli orari notturni, abbiamo un'autocivetta, abbiamo una specializzazione sempre maggiore in termini di polizia giudiziaria. Ci sono stati degli arresti e c'è una collaborazione in corso con il comune di Padova, grazie ad una convenzione della Grande Padova che abbiamo firmato e che ora dovrà ottenere il protocollo d'intesa. Questo vuol dire più agenti sul territorio, pattuglie miste con Padova, la centrale operativa unica di videosorveglianza. Sulla videosorveglianza siamo riusciti, oltre ad avere una dotazione di 40 telecamere sul territorio fisse o DOM, quest'anno abbiamo installato 8 telecamere di lettura targhe collegate con le banche dati delle auto rubate non assicurate, in modo tale da poter tenere il territorio sotto controllo. Sta già avendo grandissimi risultati. Abbiamo messo la centrale operativa a disposizione non solo della polizia locale ma anche dei carabinieri e un tablet per cui loro, quando sono fuori in tempo reale, possono vedere questo tipo di interventi. Abbiamo fatto un bando e su queste telecamere è venuto l'altro giorno il comune di Selvazzano a chiederci informazioni per poterle mettere anche loro. Per quello che riguarda invece il controllo notturno del territorio, in attesa di questa convenzione con Padova, dell'attuazione di questa convenzione che porterà la polizia locale sul nostro territorio anche tutta la notte, abbiamo fatto un bando che ci è stato copiato dal comune di Padova per mettere sul nostro territorio auto di vigilanza privata che girano su Albignasico dalle 22 alle 6 tutte le notti. Questi sono risultati importanti che poi ci sono stati comunicati dalla prefettura, perché nei primi 4 mesi di quest'anno, da quando è entrato in funzione il progetto sicurezza, e i 4 mesi dell'anno scorso abbiamo una diminuzione dei furti in abitazione del 30%. Vada veloce sugli obiettivi. Furti in esercizi commerciali del 52%, furti di autovetture meno 56%. Quindi vuol dire che i risultati sono arrivati. Gli obiettivi sono quelli che dicevo prima, di dare attuazione alla convenzione con Padova per avere una sempre maggior presenza sul nostro territorio di agenti, perché mettere insieme significa togliere agenti dagli uffici e metterli sulla strada e fare economie di scala per poter aumentare il numero del nostro personale che è stato bloccato senza possibilità neanche di sostituire il comandante da una legge dello Stato fino a pochi mesi fa. Perché avremmo dovuto prima prendere personale dalla provincia. Secondo lo Stato avremmo dovuto fare i vigili urbani a chi in provincia faceva caccia e pesca. Adesso la cosa si è sbloccata, cercheremo di assumere nuovi agenti sul nostro territorio. Alfieri, sul discorso dello Stato, effettivamente magari lo Stato su alcune cose ai comuni non dà molto, però non so se sei d'accordo con quello che ha appena detto Giacinti, però il vostro obiettivo invece ultimamente anche grazie al lavoro fatto con la legge di stabilità, alcuni finanziamenti sono stati sbloccati, i finanziamenti per la scuola, alcune cose che citava Giacinti prima, Filippo Giacinti, sono state anche opera di aver mosso alcuni finanziamenti a livello nazionale. Quando si dice che quando c'è una collaborazione tra Stato centrale e Stato regionale e locale, questo funziona. Io vengo da un incontro con il senatore Santini, appunto ci illustrava come
sia sulla sicurezza, sia sui finanziamenti alla scuola, sia sui finanziamenti per l'aggiornamento che facevo prima sulla bellezza, per il turismo e le attività. Questa è stata un'operazione fatta con questa ultima legge di stabilità, per cui ripeto, noi spesso anche a livello locale godiamo anche di iniziative che partono da livello nazionale, in un clima anche di collaborazione, anche se i dati sempre non vengono esposti, ma il Veneto nelle ultime tornate con la legge di stabilità è stato rispetto ad altre regioni favorito su questo, per cui il buon amministrare dipende anche dalla collaborazione. Ecco, sulla sicurezza io prendo atto delle cose che sono state dette e aggiungo una cosa, c'è però anche una preoccupazione rispetto al settore produttivo, perlomeno alcuni dati che io conosco, che mi sono stati forniti, c'è una notevole preoccupazione anche se non se ne parla, ma del pericolo di infiltrazioni mafiose in alcuni lavori. Noi dovremmo insieme, io penso, e questo è l'augurio che ci facciamo Giacinti ed io, ambedue nei ruoli rispettivi che avremo fra qualche tempo, di cominciare a ragionare anche su questo. Ci sono realtà, persone e attività produttive che soffrono di infiltrazioni anche della mafia e che hanno anche problemi di insolvenza economica. La sicurezza è anche aiutare queste realtà. Allora, noi dovremmo passare alla seconda fase. Su questo secondo me ci vuole anche io mi auguro che la prossima compagine amministrativa in maniera molto aperta e libera e democratica si confronti realmente su questo tema. Insomma una mafia silente, una camorra silente che... Su questo devo dire che anche in collaborazione con alcuni amministratori... Devo anche ringraziare le strutture cooperative nel territorio, però scusami se ma proprio ragionando, io per il mondo da cui provengo, il mondo del terzo settore, del volontariato, ho spesso contatti con associazioni. Un mio carissimo amico è presidente di un'associazione che ha aiutato le famiglie, i famosi suicidi da crisi. Ecco, su questo secondo me dovremmo incentivare la sensibilità dei nostri concittadini, perché spesso, anche ragionando in questi giorni, che mi capita, come capita a lui, di girare sempre tra la gente poi dopo le prime chiacchiere che fai, come va, cominciano a raccontarti anche alcune storie che io non cito qui per riservatezza, certo. Però le storie della difficoltà. Allora, un ente locale, io penso, chiunque sia il sindaco, che sia il sottoscritto o che sia Filippo Giacinti, hanno l'obbligo, il dovere morale di ascoltare queste difficoltà. E noi dobbiamo trovare non solo i finanziamenti, ma anche uno sportello, tra virgolette, non mi viene un altro termine, di aiuto, perché questo è un problema. Perché spesso magari scompare qualche azienda e non sappiamo come mai è scomparsa. Ed è scomparsa per questi motivi. Allora, bene quello che abbiamo fatto, però bisogna andare oltre. Nel senso che dal discorso che io sento in giro c'è bisogno anche di questo. Per quanto mi riguarda, indipendentemente dalla posizione che assumerò, spero come sindaco ma anche come opposizione, la collaborazione su questo è un terreno importante perché distruggono le famiglie. Io sono tanto d'accordo con Paolo Alfier, questo percorso proprio con parte del Partito Democratico lo abbiamo già avviato nell'ultima consigliatura. Abbiamo aderito come Comune di Albignasego in modo bipartisan, con una sensibilità che ha toccato tutti, all'associazione Avviso Pubblico, che è l'associazione che riunisce i comuni proprio per espandere la cultura della legalità e contro la mafia. Abbiamo organizzato degli incontri partendo dalle scuole, perché vedi, secondo me bisogna partire soprattutto dai più piccoli all'educazione e alla legalità. Abbiamo fatto incontri con le scuole che hanno fatto loro dei progetti, si sono rese protagoniste della espansione di questo tipo di sensibilità della legalità. Abbiamo fatto un convegno, abbiamo fatto per adulti e una cosa per bambini, e poi abbiamo dato anche le costituzioni ai neo-diciottenni. Questo l'abbiamo fatto insieme all'opposizione, in particolare a Chiara Pitelli, e siamo riusciti ad ottenere un primo risultato molto importante per la sensibilizzazione dei cittadini. Ma si tenga in minuti per i prossimi argomenti. Sulla sicurezza voleva Devo farti concludere... una battuta perché è un dovere di cronaca, perché poi nella nostra coalizione proprio un dovere di cronaca
telegrafico. Poi passiamo all'altro argomento. Io come candidato e anche molti altri amici abbiamo sottoscritto una proposta di legge che già era presente, già era in discussione in Parlamento, ma è stata perfezionata dagli amici di strada dell'Italia dei Valori, perché nella nostra compagine, dimenticavo, ci sono anche persone, c'è anche Italia dei Valori, non ha fatto una sua lista, ma alcune persone sono confluite nella nostra lista civica Albignasico Viva. E tra le prime cose che io ho fatto da candidato ho sottoscritto la loro proposta, sono 3 articoli, tutto 2 molto semplici, sulla legalità e sull'innalzamento delle pene, perché riteniamo che un cittadino abbia dei diritti ma anche dei doveri. Quindi la prima cosa che io ho fatto è stata in piazza qualche tempo fa di sottoscrivere questa proposta di legge che io mi auguro vada in porto il più presto possibile, entro l'estate. L'ho fatta anch'io, non a favore di fotografo, ma l'ho sottoscritta anch'io. Va bene, Giacinti, adesso arriviamo da lei, però prima rimango con Alfier sul discorso, un terzo argomento importante, macro argomento della nostra tribuna politica, che riguarda l'ambiente. Ecco, in questa macro domanda, insomma, io direi di abbracciare un po' anche il discorso, quello delle opere pubbliche, no? Quindi quello che voi del Partito Democratico per Albignasico avete in testa di fare. Ma sull'ambiente, senza far polemiche, senza tirare fuori, noi riteniamo che Albignasico si sia dal punto... No, ma voi potete anche confrontarvi tranquillamente. No, c'è bisogno... È una tribuna politica, quindi potete, basta che appunto non mi invadete. Secondo me c'è bisogno di fermarci un attimo, nel senso, questa è la mia opinione, può essere confutata, che da troppi anni, quasi un ventennio, a mio parere, perlomeno per i dati che abbiamo noi, si è un po' ecceduto nel costruire. Bisogna ora ragionare in questi termini, quello di rispettare l'ambiente, la terra, perché la terra, se non è rispettata, reagisce. Per cui va bene che va bene lo sviluppo, va bene dare risposte alle famiglie che hanno bisogno di case e di altre attività, ma noi corriamo seriamente il rischio di mettere a repentaglio il nostro territorio, il nostro ambiente, l'equilibrio giusto. Per cui, quindi meno cemento. Meno cemento come slogan, però in pratica sì, dovremo armonizzare, nel senso dovremo effettivamente trovare insieme tutte quelle soluzioni che danno la possibilità che non capiti che mancano i servizi oppure si va sott'acqua quando piove troppo, eccetera, eccetera. Per cui oggi va fatto un ragionamento che è un ragionamento forse culturale più che non soltanto... Noi non siamo contro il cemento per partito preso, ma perché se un paese si sviluppa 6.000 persone in più nell'arco dell'ultimo quindicennio, hanno bisogno anche non solo di una casa, ma tutto quello che ci va attorno e anche di una sicurezza ambientale, perché l'ambiente non è solo avere il giardino, avere lo spazio verde, ma avere un sistema che si ricicla, avere la garanzia anche di strutture, di un sistema idrogeologico sufficiente. Per cui su questo va fatto un ragionamento, anche reperendo risorse che magari il Comune non ha, oppure potrebbero, esempio, quello che noi suggeriamo è l'utilizzo anche, adesso che c'è una nuova stagione, quindi se andate fondi voi al strutturali. governo del paese, della città, che cosa... Beh, come prima cosa dovremmo fare un vero e proprio piano di assesto idrogeologico, che è stato abbozzato ma non completato, perché, ci sono i fatti eccezionali, tutto quello che volete, però mancando un piano idrogeologico come il piano regolatore dell'acqua, noi talvolta andiamo avanti un po' a tentoni. Su questo, secondo me, è un'operazione indispensabile da farsi. Troppo cemento, Giacinti? Allora, ad Albignasico si è sviluppata come città in questi anni, è cresciuta la popolazione, è cresciuta anche il numero delle case. Credo che non si possa dire che
con l'aumento del numero delle case non siano aumentati i servizi. Noi abbiamo puntato su quartieri a misura di famiglia che sono serviti, come ho detto prima, dalle scuole materne, che sono serviti dalle scuole elementari, che sono serviti da un sistema di parchi pubblici che penso non abbiano in molti. Ogni quartiere ha il suo parco pubblico. Manca il quartiere dei Ferri, l'abbiamo programmato e finanziato per il 2017, dopo che realizzeremo il campo da calcio in sintetico nello stesso quartiere. Per il resto abbiamo fatto un piano di assetto del territorio a volume zero, quindi proprio andando incontro a quelle che sono le esigenze di un futuro con meno cemento e più riqualificazione dell'esistente. Un piano di assetto del territorio che ora, col piano degli interventi, dovrà essere attuato. La prima cosa che faremo in Consiglio Comunale, se saremo eletti, al fine del mese di luglio, sarà quello di portare in Consiglio Comunale le varianti verdi, cioè le richieste da parte di quei cittadini che sono proprietari di aree edificabili a retrocederle ad aree agricole. Si tratta di molti metri cubi in meno, si tratta di molti metri quadri in meno di strutture commerciali e noi, già lo dichiaro fin d'ora, andremo ad accogliere tutte queste richieste che non contrastino ovviamente con delle motivazioni tecniche. Per invece la salvaguardia dell'assetto idraulico del territorio. Non è vero che non c'è un piano idraulico del territorio, c'è, è stato approvato dal Consiglio Comunale. Noi dobbiamo muoverci su 3 direttive per la tutela appunto dell'assetto idrogeologico del territorio. La prima è quella della realizzazione dello scolo consorziale Carpanedo Sabbioni, poi l'attuazione del piano che c'è, piano idraulico che esiste, approvato dal Consiglio Comunale, la terza, la manutenzione ordinaria dei nostri fossi. Su questo punto, inizio da questo, abbiamo appena eseguito un intervento da 90.000 euro, che dopo l'evento eccezionale dell'altro giorno ha permesso per la prima volta ad aree di Albignasego che andavano sotto acqua di non andarci. Per quello che riguarda l'attuazione del nostro piano idraulico, si muove su 2 direttrici, quelli di interventi strutturali e quello di manutenzione dell'esistente. Sugli interventi strutturali abbiamo già programmato e finanziato e c'è stato già un progetto in essere per intervenire in quelle porzioni di territorio come il vecchio centro di San Tommaso, via Europa penso e via San Tommaso, per intervenire con dei lavori specifici per il potenziamento della rete comunale di smaltimento delle acque bianche. È previsto questo in primis, 240.000 euro di finanziamento, poi sappiamo di alcune problematiche che ci sono in altre zone del territorio. Seguendo questo piano del Comune di Albignasego andremo a sistemare la situazione. Ma la cosa più importante per risolvere definitivamente questo problema idraulico è la realizzazione dello scolo consorziale Carpanedo Sabbioni. Adesso finalmente, dopo anni, non noi perché non è che lo deve realizzare il Comune, ma il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ha i finanziamenti che sono arrivati grazie anche a un intervento di Massimiliano Barisoni, Regione Veneto, e quindi si andrà a realizzare da parte del Consorzio un progetto che è già programmato da anni, che ha già il progetto e che doveva solo essere finanziato. Anche questa cosa sarà una delle opere più importanti della prossima amministrazione. Voglio rimanere un attimo, uscire un secondo dalla scaletta, ma ci rientriamo subito, no? E parlare poi di fiscalità. Però mi sembra che questa cosa che vi sto per chiedere ai cittadini secondo me interessa e rientra un po' in questo argomento, insomma, delle opere pubbliche, dell'ambiente. Anch'io parlando un po' con la gente mi sembra di aver colto che c'è, e passandoci pure in macchina, un problema di viabilità nella via principale, no? Albignasego c'è questa via importante, no? Via Roma. Alfier, avete in mente qualcosa per risolvere il problema viabilità, soprattutto quello della via centrale? Il problema della viabilità di via Roma è un problema che Albignasego si porta avanti da 20 anni, cioè nel senso che non è stato, ahimè, risolto negli ultimi 20 anni. Io penso che 2 soluzioni sono, e questa, se andiamo ad amministrare noi questa città, la prima cosa che faremo, chiederemo un intervento straordinario del Ministero delle Infrastrutture per risolvere una volta per tutte il traffico caotico che c'è nella via principale, per cui dovremmo trovare la maniera, con finanziamenti freschi del Ministero, del Governo centrale o dell'Europa, una via alternativa a questa. Nel frattempo potremmo, nelle proposte che sono già al dibattito, pensare a dei sottopassi e a delle bretelle che snelliscano il traffico.
L'ultima cosa, oltre a questo intervento straordinario, che è anche un intervento che ha dal punto di vista economico pesante, non è così semplice. Bisogna anche trovare le risorse. Parliamo anche di trasporto pubblico, nel senso che noi non abbandoniamo l'idea che abbiamo avanzato qualche tempo or sono, di estendere, e questo con la collaborazione di tutti gli enti ai vari livelli, anche la via del tram, che colleghi, adesso finisce a Padova, arrivi fino a Carpeneda, in modo tale da anche questo defluisce il traffico, anche questo facilita, creando anche un'altra cosa, perché il traffico su via Roma limita un'idea di fondo che è un po' cavallo di battaglia, o l'idea a cui noi siamo affezionati per il futuro del Albignasego. Albignasego ha un problema fondamentale, secondo me, perlomeno da quello che ho visto negli ultimi 20 anni, cioè da quando abito ad Albignasego, ma anche prima quando operavo e lavoravo in Bassa Padovana, che manca di un luogo identitario. Cioè noi dovremmo tornare a elaborare, rivendicare in un anche rapporto di collaborazione maggioranza e opposizione, di fare un centro di questa città. Ci arriviamo al discorso. Albignasego ha bisogno di un'anima. Mi faccia rispondere un attimo sulla viabilità, poi ci arriviamo a questo. Per farlo deve risolvere il problema della viabilità. Bisogna risolvere il problema della viabilità. Perché non l'avete risolto in sulla questi viabilità, anni? Il motivo è molto semplice. Sulla viabilità c'è un progetto già pronto per essere cantierato, c'è un protocollo d'intesa tra il Comune di Albignasego e la Regione Veneto per realizzare la cosiddetta grande viabilità, cioè la creazione di uno svincolo che permetta il collegamento viario tra il centro di Albignasego, il casello di Padova Sud, il sistema delle tangenziali di Padova, stiamo parlando della zona ovest di Albignasego. Il Comune di Albignasego deve metterci la sua parte, 2 milioni di euro, l'abbiamo messa immediatamente, costa 11 milioni di euro l'opera, il resto deve essere messo dalla Regione Veneto e è ancora lì che giace nei cassetti della Regione Veneto, perché evidentemente in Regione Veneto non abbiamo mai avuto qualcuno che è legato al nostro territorio. Ora, con la presenza dell'ex sindaco in Consiglio regionale, credo che sia un impegno fondamentale, il primo impegno, lo sto dicendo anche in questa campagna elettorale, che lui si prende con i cittadini di Albignasego, di svincolare queste risorse che già ci sono e sono previste dal protocollo con la Regione Veneto per poter andare in appalto, perché il progetto già c'è, e fare questo tipo di intervento che libererebbe via Roma del traffico di attraversamento da un lato, dall'altro invece c'è la proposta viabilistica di una viabilità esterna, o meglio di una circonvallazione nella parte est di via Roma da sud a nord, quindi verso Padova. Il problema di questi anni qual è stato? Che per completarlo c'è bisogno di attraversare parte del territorio del comune di Padova e l'amministrazione di centrosinistra di Padova non ha mai voluto sentirne parlare. In realtà oggi abbiamo un ottimo rapporto con l'amministrazione comunale di Padova, con cui collaboriamo anche a progetti europei sulla mobilità, sulle case popolari, sulle nuove tecnologie, e all'interno di questo abbiamo voluto inserire proprio che la città di Padova faccia questo ultimo tratto di viabilità per creare un'alternativa ulteriore a via Roma, oltre a quella della grande viabilità. Credo che con la presenza in regione di Massimiliano Barison e a Padova di un'amministrazione che finalmente ci ascolta, riusciremo nel giro di poco tempo a realizzare questo tipo di intervento. Allora, adesso faccio io il telegrafico. Fiscalità, sappiamo che la pressione fiscale comunque sui comuni negli ultimi anni è stata bella, però insomma Guardi, si può recuperare qualche cosa forse. No, veramente noi non solo non abbiamo mai alzato le tasse, ma le abbiamo diminuite l'anno scorso di 600.000 euro. Abbiamo diminuito la Tasi di 600.000 euro. E questo perché in questi anni abbiamo amministrato il nostro comune come un ente virtuoso. Il nostro comune ha un'incidenza di spesa del personale del 17% sulla spesa sul nostro bilancio, la media nazionale è del 25%. Abbiamo diminuito il debito pubblico comunale pro capite del 50% in 5 anni, da 705 euro a 350 euro ad abitante, quando la media nazionale del debito pubblico comunale è di 900 euro. Questo ci ha permesso di fare delle economie, e quando è arrivata la crisi economica noi non solo non abbiamo alzato le tasse, ma siamo riusciti a mantenere tutti i servizi e nell'ultimo anno a diminuirla. Nel nostro programma di governo abbiamo per il prossimo anno
l'idea di fare un salto di qualità ulteriore che significhi esenzioni fiscali per famiglie numerose e poi un intervento, quello che potremo fare senza fare grosse promesse, sulla diminuzione della tariffa dei rifiuti. Ecco, questo è una cosa che abbiamo in programma perché abbiamo fatto i conti e come abbiamo rispettato gli impegni degli scorsi anni, aumentare l'esenzione IRPEF per le famiglie in difficoltà, diminuire appunto la Tasi, ce l'abbiamo anche per il futuro con la tariffa rifiuti. Alfier, sulla fiscalità. Sulla fiscalità io aggiungo solo questo, che noi proponiamo di aumentare, di reperire anche altre risorse, per cui oggi il problema centrale secondo noi è quello anche di reperire con una collaborazione con l'Europa nuove fonti di finanziamento, per cui è vero, c'è stata una collaborazione in passato, io mi domando perché il nostro comune per esempio ha abbandonato il patto dei sindaci che c'era qualche tempo fa per avere anche un'apertura all'Europa. Io penso che su questo dovremmo discutere anche per alleggerire il peso fiscale. Vuoi intervenire? No. Non vedevo d'accordo Giacinti su questo. Non so cosa stia parlando quando dice che abbiamo abbandonato il patto dei sindaci per l'Europa. Io so solo che con il comune di Padova e quello di Maserà stiamo appena partecipando a un bando europeo, dicevo prima, su 3 temi importanti come la mobilità, come le case popolari, perché c'è bisogno di case popolari e di case a prezzi estremamente calmierati per le famiglie in difficoltà, quelle che subiscono gli sfratti, e sulle nuove tecnologie. Quindi non abbiamo abbandonato nulla che si rivolgesse all'Europa, anzi lo stiamo facendo con una visione aperta, ampia, che esca dal Bignasego e che nell'ambito della città metropolitana, in primis con Padova, sulla sicurezza ma anche su questo tipo di interventi, riesca ad arrivare a dei fondi importanti. Ancora? No, dico per esempio mi risulta che di recente per quanto riguarda il rapporto per esempio sul settore terziario e sul settore del turismo, noi abbiamo perso come comune l'occasione di entrare in un patto e anche partecipare a un bando europeo che ci dava la possibilità di diventare anche una città del turismo. Su questo io ritengo che le occasioni non vadano perse e prossimamente questo bando si riaprirà, per cui ritengo che sia opportuno che Albignasego ricorra per diventare anche la città del turismo. Sai benissimo, Paolo, che non è Albignasego da sola che prenda fondi europei, è molto difficile. No, sto parlando di squadra. Bisogna fare sinergia. Sinergia soprattutto magari anche con i comuni della cintura urbana. È quello che stiamo facendo. Perché sappiamo che io sono anche membro, tra le cose che facevo prima di fare il candidato, della cabina di regia dei fondi sociali europei, so bene che tutta la progettazione nuova è collegata, chiede che i comuni siano messi soprattutto insieme, i comuni della cintura. Certo. Per cui noi dobbiamo avere una visione non solo col comune sede di provincia, ma anche con i comuni dell'area metropolitana, per cui un consesso che vada al di là degli schieramenti politici, ma vada al bene della collettività, della compagine. Sottoscrivo. Ecco, su questo un patto che noi dovremmo fare, un'alleanza con i comuni dell'area metropolitana per non essere... Io sono padovano di origine, però non nulla al contrario, però dico la forza della nuova programmazione e della nuova progettazione europea, soprattutto nei FESR e nei FSR, cioè nella programmazione di sviluppo locale, necessita che i comuni delle aree metropolitane, dei comuni attorno alla cintura urbana si diano una forza e lavorino insieme. Questa è la domanda, perché se no noi corriamo il rischio di avere un atteggiamento un po' ancillare. Non sempre vogliono. No, questa è una domanda. Noi dobbiamo fare, scusa, tono qua calorato, che chi andrà a governare deve, tra virgolette, lavorare in questo senso. No, infatti io volevo farvela questa domanda, che rimangono pochi minuti su questo. Allora, il Campo San Pierese sta facendo da scuola, no? Ma non soltanto qua nel Patavino, ma comunque in generale in Italia, e volevo capire se comunque c'è possibilità che in un futuro anche città di questa cintura, no, possano un giorno, visto che comunque in Veneto c'è questa caratteristica di avere le città molto vicine, quindi più ingrossate, più vi avvicinate anche ad altre città. Tra le città della cintura
a parte forse c'era un'unione, ma non so che fine abbia fatto, tra Cadoneghe e Vigo d'Arzere, ma siamo noi i capofila dell'unione tra i comuni, perché nel 2007 che abbiamo fatto l'unione tra i comuni con Casalserugo, poi l'abbiamo estesa a Masera di Padova, Albignasio, Casalserugo e Masera di Padova insieme iniziano a essere una realtà come popolazione estremamente importante, siamo aperti ad altre realtà, tra l'altro oltre a condividere la polizia locale, condividiamo tanti altri servizi, li dico, i più importanti, a parte la protezione civile, i messi notificatori, abbiamo la centrale unica di committenza per le gare appalti e nella centrale unica di committenza per le gare appalti, anche per tornare prima alla questione della legalità e della trasparenza, oltre ad entrare i comuni di Maserà e Casalserugo, ci sono comuni della Padova Sud che chiedono al comune di Albignasego di fargli la centrale di committenza per gli appalti, vogliono venire qui a fare le gare. E ultima cosa, ma non meno importante, lo sportello unico attività produttive che noi gestiamo in comune. L'altro giorno la Camera di Commercio ha chiesto al nostro responsabile dello sportello unico attività produttive, che sta veramente dando una mano a tutti i commercianti di Albignasego, che ha fatto fare un grande salto di qualità ai commercianti di Albignasego, di andare a insegnare come funziona lo sportello unico nei comuni termali di Abano e Montegrotto. Lo dico con grande orgoglio, non tanto per me che non c'entro niente in questo caso, ma per lui. Gli è stato chiesto dalla Camera di Commercio di fare questo, di insegnare come funziona un buono sportello unico. Dobbiamo continuare sulla strada delle unioni, continuare sulla strada che tra l'altro ci ha fatto anche in questi anni avere molti contributi sulla sicurezza, non da parte dello Stato, ma da parte della Regione. Immagino che anche Alfier da questo punto di vista sia d'accordo, e la lascio anche finire quel discorso che è iniziato, visto che ci mancano pochissimi minuti, sul sociale, che mi sembra di capire che sia un argomento particolarmente sensibile anche per il suo trascorso, insomma, professionale. Quindi se vuole telegrafico chiudere, poi ho un'ultimissima domanda, quindi sul sociale, ovviamente se vuole dire qualcosa anche lei sul sociale, ma abbiamo pochi minuti, anche perché mi sembra di capire che abbiate degli impegni improrogabili entrambi. Quello che volevo dire è, tornando sulla scia del lavorare insieme, anche nel sociale, io vengo appunto dalla gestione di un bando fatto di recente tra un pool di una ventina di associazioni di categoria, ma non solo, e enti formativi. Dovremmo sempre più puntare sull'aggregazione dei comuni dell'area metropolitana, della cintura urbana, perché su alcuni servizi particolarmente alla persona, sull'inclusione sociale, sul recupero delle persone in difficoltà, sul nuovo welfare, o ci si mette insieme o si perisce o si corre il rischio di chiudere, oppure chiedere alle persone l'aumento della tassazione. Noi dovremmo introdurre insieme anche con gli altri comuni un concetto di welfare, chiamiamolo generativo, cioè di questa cosa io ogni tanto professionalmente me ne occupo, che vuol dire far sì che anche le persone collaborino dando il meglio di sé, nel senso noi dobbiamo creare anche la possibilità, per esempio nel welfare, nel nostro comune, di essere promotori di buone azioni, per esempio di far sì che i nostri cittadini, chi può, chi vuole, siano artefici della banca del tempo, chi ha del tempo da spendere, perché oggi non tutto può venire dallo Stato, non tutto può venire dall'ente locale, noi dobbiamo favorire la partecipazione della gente, che la gente, le persone sentano il comune, la comunità a casa loro, un po' a casa loro. Questo creando una bottega, una realtà, scusate, lapsus freudiano, una banca del tempo, e creando anche identità. Beh, anche una bottega del tempo. L'identità, c'è bisogno, ecco, su questo magari riuscissimo anche insieme a sbloccare questa situazione del traffico di Via Roma, perché questa potrebbe diventare una vera sfida per gli amministratori, di Albignasego. Se si ricordassero di noi, e quindi metto insieme sia il sottoscritto che Giacinti, come quelli che hanno promosso la bellezza ad Albignasego e hanno creato una piazza, un centro di aggregazione dove la gente la sera si possa trovare liberamente. Questa è la sicurezza. Intanto cioè, la sfida, il sogno è questo. Intanto la sfida però adesso è alla domenica 5 giugno, io vi lascio 30 secondi a testa, intanto volevo dirvi quanto, adesso vi lascio rispondere, però dobbiamo anche chiudere, quindi metto dentro quest'ultima domanda: quanto vi stimola comunque una competizione elettorale comunque a livello nazionale? Ormai è frammentatissimo l'elettorato, qui ci sarà la sinistra, c'è la Lega che non è presente, come Movimento 5 Stelle non è presente, e c'è il centrodestra con lei, quindi quanto vi appassiona? E poi se vuole concludere sul discorso che stava dicendo, questa campagna elettorale. Rispondo un attimo, certo. Sul sociale abbiamo investito un sacco di risorse,
la nostra forza è stata quella di aver amministrato con oculatezza il bilancio in modo tale da avere queste risorse negli anni della crisi. Abbiamo aumentato la spesa sociale fino a farla diventare la più alta della provincia pro capite. Il nostro slogan è stato sempre quello di non lasciare nessuno indietro, magari fare un'opera pubblica in meno, ma aiutare le persone. L'abbiamo fatto in tutte le direzioni. Per quello che riguarda la Banca del Tempo, interessante, noi abbiamo creato una rete di solidarietà con all'interno le associazioni, i volontari che gestiscono il loro tempo da dare agli altri. Dobbiamo incrementarla e dobbiamo farlo insieme. Sono d'accordo. Per quello che riguarda la competizione me lo dicevo elettorale, anche competizione elettorale, anche perché in caso di ballottaggio, adesso io non so chi arriverà al ballottaggio, però insomma i voti andranno presi anche forse da queste altre due forze, non lo so, oppure gli altri due lo prenderanno da voi, non lo so. Noi parliamo, non abbiamo mai attaccato gli altri candidati sindaci, le altre forze politiche. Noi ci presentiamo con una coalizione, sì, di centrodestra, ma con una coalizione che è anche aperta a persone che vengono dal mondo della sinistra, lo dico senza nessun tema di smentita. È la coalizione 5 liste civiche che vorrebbe rappresentare la continuità della buona amministrazione. Chi crede che Albignasimo sia un comune dove si vive bene, dove ci sono dei servizi, dove ci sono tante cose da migliorare, per carità, perché tante cose da migliorare ci sono, grossi problemi come quelli della viabilità bisogna risolverli, però chi crede che questa amministrazione possa migliorarsi e possa continuare la buona amministrazione sceglie di stare con noi. Dall'altra parte abbiamo una serie di partiti, quindi abbiamo voluto apposta creare 5 liste civiche, dall'altra parte abbiamo una serie di partiti. Chi ritiene che possano fare meglio con i loro programmi, con le loro persone, è ovvio che voteranno per questi partiti. Noi andiamo a questa campagna elettorale, la stiamo affrontando con grande serenità, sapendo di mettere in campo quello che abbiamo fatto in questi anni e i nostri progetti per il futuro. E quindi molto serenamente andremo incontro al giudizio degli elettori. Alfiero, un'area nuova per Albignasimo, il suo slogan, se vuol concludere anche lei telegrafico in 30 secondi. Anch'io, pochissimo, faccio gli auguri appunto anche agli altri colleghi che competono con noi in questa campagna elettorale. Io dico che la campagna elettorale, io come le persone che mi stanno attorno alla mia coalizione, che è sì del Partito Democratico, ma anche di una lista civica fatta di persone, cittadini che ogni giorno lavorano, hanno la loro attività, cittadini che sono anche espressione, provengono dal mondo del sociale e cittadini che anche lo fanno fanno i candidati con molto entusiasmo. Una battuta mi viene, come in tutte le cose, come anche nelle famiglie, dopo tanto tempo c'è il rischio che ci si abitua alle cose. Noi riteniamo che dopo 18 anni una sana operazione di alternanza ci sia necessaria. L'alternanza per provare a far governare qualcun altro. Noi riteniamo di essere in grado oggi di fare questa alternanza, di cambiare, abbiamo alcune idee che prima ho illustrato anche sull'identità di questa nostra città e ci candidiamo a governare e a cambiare. Chi vuole che si cambi musica, voti per noi. Grazie. Quindi l'appuntamento è per tutti voi cittadini, come per tutti gli altri che andranno a votare in Italia, domenica 5 giugno. Io prima di salutarvi però devo ringraziare chi ha concorso anche a rendere possibile questa trasmissione, ovvero VIS, Giolo Center e Concetto Fotografico. No, io penso che sarebbe bello fare il campionato di ritorno, come a calcio c'è sempre il ritorno, quindi io mi auguro che ci troviamo al ritorno. A fare... io no, quindi io no, e saranno comunque i cittadini a decidere. Intanto potete darvi una stretta di mano e buona campagna. Bocca al lupo. Però non si dice crepi il lupo. E buona tornata elettorale a tutti, grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento su Albignasimo Channel. Senso di casa, Giolo Center, servizi e forniture edili e Concetto Fotografico presenta con la partecipazione di VIS, Senso di casa.